Un 20 centimetri buoni d'acqua in magazzino. I problemi più grandi sono stati, a parte l'allagamento totale di tutto il magazzino, e i problemi più grandi sono stati nell'ufficio perché tra i computer, le stampanti e vario materiale è stato cestinato tutto praticamente. La conta dei danni non ancora quantificati si presume ingente. All'ingrosso ortofrutticolo, la Prealpina, la Veneggia, l'acqua è arrivata violenta quanto improvvisa, al punto da sorprendere un automobilista che si è trovato con la vettura praticamente sommersa. Immagini così non si erano viste neppure durante la tempesta Vaia. La cella temporalesca ha interessato il capoluogo e solo una porzione di territorio in destra Piave. Questa è la grandine caduta in grandissima quantità ieri durante il violento nubifragio che si è abbattuto soprattutto in questa particolare zona di Belluno. Alla Prealpina l'allarme è scattato immediatamente, l'intervento in forze anche dei dipendenti ha scongiurato il peggio. Ci mostra fin dove è arrivata l'acqua, perché noi da fuori l'abbiamo vista. L'altezza del battiscopa, sì, 20 centimetri buoni. Qualche decina di metri sopra una piccola voragine si è aperta sull'asfalto della strada che immette in via Vittorio Veneto, di fronte il centro commerciale dove si sono verificati allagamenti sia al piano interrato che nel negozio di calzature Pittarosso. Così non era mai capitato. Come vedete ci sono i soffitti con le piastrelle mancanti che sono state tolte perché erano bombe d'acqua. Le condizioni meteo resteranno variabili per quasi tutta la settimana. L'ARPAV prevede mattine soleggiate e pomeriggi condizionati da rovesci e temporali.